quanta sofferenza, se tu non chiudi le partite, alla fine la puoi pareggiare. Questo è l'esempio, sta partita, perché tu hai avuto almeno 3-4 occasioni per fare il 2-0 e non l'hai fatto. Ma ciao a tutti amici da Napoli l'87. Lozano è il migliore in campo per la qualità che ci ha messo in questa partita. Saltava l'uomo, creava quella superiorità, ha fatto l'assist per Osimhen dell'1-0. Osimhen oltre il gol mi aspettavo di più, sì, ha preso tanti falli, si è procurato tanti calci di punizione, però mi aspetto anche quel saltare l'uomo, perché a volte l'abbiamo visto in contropiede quando aveva due difensori, era da solo, mi aspettavo che saltava l'uomo e andasse in porta, invece ha tirato, l'ho visto in difficoltà a fare quello che deve fare. Lozano no, Lozano ha fatto l'opposto, invece saltava l'uomo, ti creava quella superiorità, ha fatto l'assist, è lui che ha aperto le marcature, si può dire. Sì, ha segnato Osimhen, ma è grazie a lui che il Napoli ha vinto sta partita, perché ha spaccato la partita. Bakayoko, partita di sostanza a centrocampo, ha recuperato tanti palloni. Fabian Ruiz, mi aspetto di più, un giocatore di qualità come lui, è calato tantissimo nelle ultime prestazioni, ci aspettiamo di più. Poi in avanti Mertens deludente ancora una volta, non so cosa sia successo a Ciro, che da quando gioca trequartista non è più lui. Vi ricordate quando giocava a punta? Faceva una caterva di gol, segnava gol impossibili, ora da due posizioni favorevoli, tutte e due fuori dallo specchio. Un'altra pure Insigne. Poi vabbè, Lozano ci sta che sbaglia un'occasione pure lui, però ha fatto un partitone, ma gli altri due, cioè non sono riusciti a fare un tiro preciso nello specchio della porta. Stiamo scherzando, ragazzi, che poi nel finale il Bologna negli ultimi 15 minuti, quando Mialovic ha buttato dentro uomini freschi, ci ha messo in difficoltà. Se non era per Ospina, questi avevano pareggiato la partita, ragazzi. Avevano pareggiato. E noi, se non chiudiamo sta cacchio di partita, alla fine ti porti a casa un pareggio quando è attaccato per 70 minuti. Cioè, incredibile. Cioè, non ho parole, perché tu questa partita la dovevi chiudere, ragazzi, la dovevi chiudere. Mertens e Insigne deludenti per me. Osimhen così, deve fare molto meglio. Una punta deve saltare l'uomo, non deve tirare da posizione defilata, perché i difensori l'hanno portato, l'hanno costretto a portare nella posizione defilata. Tu dovevi cercare di saltare l'uomo, cosa che ha fatto Lozano in questa partita. Manolas e Koulibaly molto bene, però nel secondo tempo li ho visti in enorme difficoltà. Ci hanno messo in difficoltà negli ultimi 15 minuti, e meno male Ospina ha fatto due interventi pazzeschi, specialmente il primo. L'importante sia il risultato, ora come ora, vincere era importantissimo, non potevamo fare un altro passo falso in campionato. Bene la vittoria, però c'è da migliorare su questo aspetto. Dobbiamo essere più concreti sotto porta. E niente ragazzi, fatemi sapere la vostra nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video. Ma soprattutto amici, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. Mannaggia Mertens, mannaggia, hai firmato il contrattino. Però vogliamo anche un gollettino, che non lo fai da abbonato numero nonno mia. Quando è che ne insegni? Mamma mia. Buona serata a tutti amici, da Napoli 87 e forza Napolese.